Pedro Almodóvar sarà il regista Leone d'Oro alla carriera alla 76esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, in programma dal 28 agosto al 7 settembre a Lido. Lo ha stabilito il Consiglio di amministrazione della Biennale, presieduto da Paolo Baratta, che ha accolto all'unanimità la proposta del direttore della mostra, Alberto Barbera. Da anni cercavo l'occasione per portare Pedro Almodovar a Venezia. Quando ho visto Dolore e Gloria, il suo ultimo film, questa primavera, ho deciso che era il momento giusto. E ho subito proposto alla Biennale di attribuirgli il Leone d'Oro alla carriera. Barbera presenta così il regista spagnolo. È sicuramente il regista spagnolo più significativo dai tempi di Luis Buñuel. Con i suoi film ci ha divertiti, commossi, ci ha fatto ridere, ci ha fatto piangere, ci ha emozionato, ci ha sorpreso con la varietà delle sue invenzioni, creazioni formali, linguistiche, con i colori dei suoi film, con i suoni dei suoi film, con tante situazioni originali in cui ci ha immerso, con i tanti personaggi straordinari a cui ha dato vita. Il direttore fa poi un rapido excursus dei suoi personaggi più amati. I suoi personaggi femminili sono tra i più belli, più sorprendenti di tutta la storia del cinema. Poi adesso da ultimo ha dato vita a una sorta di alter ego, eh, a- a- servendosi del suo attore feticcio Antonio Banderas, a cui ha offerto l'occasione del ruolo più bello di tutta la sua carriera, proprio nell'ultimo film Dolore e Gloria. Venezia e il mondo del cinema accoglieranno Almodovar a braccia aperte, come spiega con queste belle parole il direttore del festival Alberto Barbera. Sarà un piacere averlo con noi a Venezia, dove terrà una masterclass il giorno dopo l'attribuzione di questo meritatissimo Leone d'Oro alla carriera.